Il sindaco di Favara Antonio Palumbo, unitamente al suo vice Antonio Liotta, all'assessore allo sport Angelo Airofarulla, al presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi, hanno ricevuto in municipio la Pro Favara Calcio. Il presidente Rino Castronovo e numerosi dirigenti, l'allenatore Gaetano Catalano e lo staff tecnico e naturalmente tutta la rosa dei giocatori sono stati accolti nella stanza del primo cittadino di Favara che ha voluto salutare la squadra della Pro Favara a nome di tutti gli sportivi in vista della delicata e importante trasferta in terra campana e a Pompei in particolare per la semifinale nazionale d'andata dei play-off del campionato di eccellenza per raggiungere la tanto sospirata e aggiungiamo noi anche meritata promozione in Serie D. Parole di affetto e di sostegno da parte di tutti e incitamento per dare alla città il meritato salto di categoria. Ma sentiamoli. Allora ragazzi, benvenuti. È inutile che vi dico dell'anno, perché avere la possibilità di giocarla è già importante. C'è una città intera, e sapete il tipo come ci tiene ogni domenica, che spera in questa promozione, l'abbiamo inseguita per diverso tempo, per noi sarebbe importante. Favara nel passato ha avuto la possibilità di disputare campionati importanti, quindi per noi sarebbe fondamentale. E neanche sembra qualcosa dirvi metteteci il massimo, perché non lo avete dimostrato in tutto il campionato, non abbiamo bisogno di farvi raccomandazioni di nessun tipo. Andate, cercate di intanto dare un bel gioco, dimostrare quello che valete. Io vi voglio parlare più da pubblico femminile che da presidente, a parte che sono figlia della Serie D, perché era presidente mio nonno quando il Pro Favara andò in Serie D e fu una festa veramente per Favara eccezionale. Quindi vi carichiamo di questa responsabilità, vi aspetterà sicuramente anche gran parte del pubblico femminile quando ritornerete, quindi contiamo su un grande risultato a Pompei. Al ritorno vi assicuro il pubblico femminile che nacque più che altro in quel periodo perché mio nonno era padre di 6 figlie femmine, più le nipoti, quindi eravamo tutte al campo, abbiamo riempito sempre la tribuna di donne. Quindi vi aspettiamo numerose e contiamo sulla vostra forza, sulla vostra sportività e sulla vittoria. Altre due parole le voglio aggiungere io. Voi avete, la dirigenza sicuramente ha fatto un sacrificio enorme, l'avete visto tutti, ma anche voi ad oggi avete sudato la vostra maglia, o meglio, la nostra maglia. Perché quando all'interno di un bel gruppo come questo, vi sentite poi alla fine favaresi dentro. Quindi dovete essere orgogliosi di questo e comunque veramente vi faccio un bellissimo in bocca al lupo per tutti voi. Perché raggiungere potenzialmente il risultato della Serie D per noi è davvero qualcosa di grandioso e che si aspetta da anni. Quindi i miei migliori auguri e quando andate a Pompei mi raccomando dobbiamo essere favaresi sia dentro che fuori dal campo. Mattina di poter partecipare a questo incontro e mi permetto di sottolineare un particolare. 1984-2024 sono esattamente 40 anni che Pro Favara vive e ha continuato ad esistere e a dare grandi risultati sportivi. E quindi avere questa opportunità, questa occasione, cioè che voi in questo momento ci potete dare di festeggiare i 40 anni dell'attività della squadra, della nascita della squadra, capite che ha un valore ancora più grande e quindi festeggiare. Il sindaco è stato abbastanza chiaro per quello che ha detto, credo che ci sia poco da dire perché siamo tutti abbastanza consapevoli di quello che andiamo ad affrontare. Sappiamo che abbiamo una partita difficile ma si gioca in 180 minuti e questa è una cosa importante perché dopo l'andata abbiamo il ritorno in casa e per noi è fondamentale. Siamo consapevoli che indossiamo una maglia e la dobbiamo rispettare e onorare fino alla fine, però siamo anche convinti di poter fare sicuramente bene e portare un risultato importante sia per la città e sia per tutti noi che a un anno vi facciamo sacrifici.
Parlare sia superfluo perché tutti sappiamo l'importanza di quello che ci stiamo andando a giocare e quello che possiamo regalare alla città di Favara. Quindi noi, come abbiamo fatto tutto l'anno, sputeremo sangue e sudore per la maglia cercando di coronare questo obiettivo che abbiamo tutti insieme. Un momento un po' particolare, già incomincia, già la linea ci fa salendo un po' a me, entro sempre in ansia, cerco di non dimostrarlo, ma purtroppo è un momento, e purtroppo anche io, dopo tanti sacrifici, e colgo l'occasione per ringraziare tutta la società. Io da 13 anni che faccio il presidente, quindi già, ci sono persone anche molto di più di me, come Cusumano, Gino Mentolè e qualche altro. Abbiamo fatto dei sacrifici veramente importanti per cercare di portare i nostri colori in giro sia per la Sicilia, e oggi abbiamo l'opportunità di portare i nostri colori a Pompei. Sicuramente cercheremo di fare il nostro meglio possibile, di fare un regalo a questa città che se lo merita veramente. Grazie. Grazie. La gara è in programma domenica 26 maggio alle ore 16 allo Stadio Comunale di Pompei. La Pro Favara partirà venerdì sera. Sabato mattina l'ultimo allenamento di rifinitura in terra campana per poi concentrarsi per la gara di domenica. Al seguito della squadra, oltre a tutto lo staff dirigenziale e tecnico, ci saranno anche oltre 100 tifosi che già si sono organizzati per la trasferta per far sentire il proprio calore e il proprio sostegno alla squadra.